Ciao, voglio parlarvi del referendum autonomia perché se scominsi a parlargliene magari un po' di confusione, quindi vediamo di far chiaro. E il 22 di ottobre di sto anno, segnalo nel calendario, i veneti iseccia mai a votare al referendum per l'autonomia. Non si è mai successa una roba compagna in Italia prima, mai. I veneti si catala sto quesito. Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Ovviamente è una domanda così ti viene voglia di dire subito, certo che sì, ma di cosa si modrio parlare quando ti te medisi condizioni particolari di autonomia? Se modrio parlare di 22 tematiche che si sa elencare nella Costituzione e che si sa previsto che le regioni le possa gestirsi. Ma se due articoli che noi se mai sta applicai dal governo e se l'articolo 116 e quello subito dopo. Tanto per farvi un'idea di quello che si cata qui dentro, Gesè per esempio, l'istruzione, il commercio con l'estero, protezione civile, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previdenza complementare e integrativa, insomma che ne se per tutti i gusti. Ovviamente non significa solamente andare a Roma a dire noi altri veneti volemo tenersi tutte e 22 i temi che si sa previsti in Costituzione, ma significa anche tenersi le risorse per poterlo fare, cioè i schei. È per questo che Roma gana FIFA boia di questo referendum e fa finta di non parlargliene, perché se voglio parlare di miliardi. Fasi il conto che il Veneto ogni anno gelassa a Roma qualcosa come più di 19 miliardi di euro. E quello che noi altri chiediamo e non ne torna in Rio sotto forma di servizi. È quello che si chiama il disavanzo fiscale. Quindi fasi il conto di quello che significa tenersi tutte e 22 le competenze. Ultima cosa per me importantissima, autonomia non la sé, indipendenza. Noi se neanche parenti. E il referendum autonomia significa domandarghe di applicare la Costituzione e se rimanere in l'Italia. L'indipendenza vorrebbe dire che il Veneto è una roba differente dall'Italia, quindi non è proprio neanche soreste do parole qua. Però anche se non è indipendenza, mi da indipendentista vi dico è la prima grande occasione che abbiamo per dimostrare che siamo un popolo. Quindi mi raccomando, votè sì.